Danni da maltempo, Marostica si aggiudica un finanziamento record di 5 milioni e mezzo da fondi del governo. Il commissariato di polizia a Bassano avrà 10 nuovi agenti operativi sul territorio, l'annuncio del sindaco. Non si ferma l'ondata di vandalismi in città, colpito uno dei pianoforti installati in centro per la maratona pianistica di domenica. Altri 2 furbetti dei rifiuti pizzicati al cimitero di San Zeno di Cassola, individuati con le fototrappole della polizia locale. Marostica si candida per ospitare fra 3 anni la Triveneta degli Alpini, l'ultima volta nel 71. Migliaia di pellegrini affollano la Basilica del Santo, venerdì la grande festa in diretta integrale su Rete Veneta. Aggrediscono a calci e pugni una minorenne ritenuta rivale in amore, 3 ragazze denunciate dai carabinieri. Azienda metalmeccanica di Campo San Martino non pagava le tasse da 8 anni, titolari denunciati dalle Fiamme Gialle. Lavori al Ponte delle Galle, a Loreggia chiude per 9 mesi la vecchia strada del Santo fino a Campo San Piero. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione di TG Bassano. Circa un anno fa stavamo raccontando dei danni da maltempo che appunto tra i mesi di maggio e giugno 2024 aveva colpito gran parte del territorio della Pedemontana, in particolare Marostica, con decine e decine di frane attive. Ebbene, ora l'ottima notizia: sono arrivati 5 milioni e mezzo di finanziamenti dal governo. 5.530.000 euro. A tanto ammontano i fondi di risarcimento arrivati a Marostica da Roma per i danni provocati dal maltempo del 2024. Una cifra importante che va a coprire il 100% dell'importo richiesto dal comune della città degli Scacchi per la messa in sicurezza del territorio, messo in ginocchio dalle piogge tra frane e smottamenti in tutta l'area collinare. Un traguardo che vede il sindaco Mozzo decisamente soddisfatto per quello che ha definito il risultato di un grande lavoro di squadra. Ottenere oltre di fatto 5 milioni, siamo a 5 milioni 530.000, ai quali si sommano gli altri 50.000 euro già tenuti pochi mesi fa, vuol dire tanto, vuol dire aver avuto un impegno costante nella rendicontazione di tutte quelle che sono le difficoltà che ha subito il territorio. Abbiamo predisposto un piano dove ogni apertura COC ha visto la rendicontazione puntuale sul territorio, le cose che i cittadini non vedono, di ogni difficoltà che abbiamo avuto, assistito e che anche voi come rete avete sempre dato disponibilità di dare visione alla cittadinanza. Si è appunto puntualizzato e verificato che tanti interventi catastrofici, quindi le frane che abbiamo avuto quest'anno, hanno una partenza ad un anno prima. La prova più eclatante ed emblematica è la frana di Via Valeri, dove nel 2023 avevamo avuto tante cadute di materiale e noi avevamo chiuso la strada la sera prima. Questo vuol dire un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di sinergia, ma è una grande soprattutto competenza degli uffici tecnici del Comune di Marostica, che non smetterò mai di ringraziare. Adesso c'è da parlare dei tempi, perché avete tempi strettissimi per poter realizzare queste opere con questi soldi. I tempi sono decisamente stretti, nel senso che noi abbiamo 15 cantieri principali di movimenti franosi e un 18-20 cantieri secondari che devono essere tutti appaltati entro il 31 dicembre di quest'anno. È una corsa contro il tempo, altrimenti avremo la revoca delle risorse. Ottime notizie dunque per Marostica, ottime notizie in generale per tutto il comprensorio di Bassano, perché il sindaco Nicola Finco ha annunciato l'arrivo di 10 nuovi agenti per il commissariato. Buone notizie una volta tanto sul versante della sicurezza. Sono in arrivo 10 nuovi agenti per il commissariato di polizia di Bassano del Grappa. A confermare la novità è il sindaco Nicola Finco, che ha preso della dotazione solo poche ore fa. Proprio ieri sera il sottosegretario agli interni della Lega Nicola Molteni mi ha comunicato l'arrivo nei prossimi mesi di 10 agenti nel commissariato di Bassano del Grappa. Questa è una notizia importante perché da anni aspettavamo nuovi agenti sul nostro territorio che saranno a beneficio non solamente della nostra città ma di tutto il nostro comprensorio. E diciamo che in questi mesi, grazie ad una stretta collaborazione tra il Comune di Bassano del Grappa e il Ministero, stiamo portando a casa risultati importanti. A breve partiranno i lavori per il nuovo commissariato, 10 agenti in arrivo, quindi c'è un'attenzione particolare anche dello Stato nei confronti di una realtà importante come quella di Bassano del Grappa. La notizia dell'arrivo di nuovi agenti per il commissariato giunge in un momento molto delicato per Bassano, alle prese con il fenomeno delle bande giovanili e con le intemperanze di una movida che molto spesso si rivela essere decisamente sopra le righe.
Avevo avuto modo proprio di portare il sottosegretario Molteni a conoscere la realtà del commissariato di Bassano, ma soprattutto gli ho messo sul tavolo le tante difficoltà che abbiamo, le emergenze anche degli ultimi tempi legate a queste baby gang, ad alcuni fenomeni che vanno contenuti, e vedo che insomma è arrivata una risposta immediata da parte del governo, e questo ovviamente ci fa enorme piacere. Purtroppo però i vandalismi si sono moltiplicati anche nelle ultime ore, stavolta a danno di alcuni strumenti musicali. Maestro, mancano 2 tasti, che è successo? Devo fare come Paganini che suonava il violino con corde sempre mancanti, io con tasti mancanti. Questa volta però non è volontà sua. No, assolutamente. Purtroppo martedì abbiamo posizionato i pianoforti, 4 pianoforti per Bassano, e già al tardo pomeriggio abbiamo riscontrato un atto di vandalismo attuato su questo strumento in piazza, e tra l'altro anche in orari dove c'è gente, perché la notte vengono chiusi, quindi l'operazione non è stata fatta di notte, è stata fatta in tardo pomeriggio. Continuano vandalismi, atti vandalici che continuano proprio in centro a Bassano. Questa cosa crea parecchio sdegno. Sì, mi dispiace perché si cerca sempre di dare qualcosa di bello, anche esteticamente. Infatti i pianoforti non sono semplici pianoforti, sono pianoforti decorati. Però nonostante questo, ecco, ci sono delle persone che evidentemente ciò o non piace oppure vogliono mettere la loro firma. Ferro ci mostra anche la ganascia che posiziona tutte le sere i 4 pianoforti dislocati in altrettanti punti della città per evitare che di notte possano essere rovinati, anche se, come abbiamo sentito, i vandali non si preoccupano di agire anche in pieno giorno come hanno fatto nelle scorse ore. Intanto la tastiera danneggiata del pianoforte in giornata è stata sistemata in vista della prossima maratona pianistica che si svolgerà a Bassano, in duplice appuntamento sabato a Villarezzonico, domenica sul Ponte Vecchio, con centinaia di musicisti che si esibiranno. Maestro, se lei si trovasse davanti l'autore o gli autori di questo gesto, cosa direbbe? Beh, è difficile, vorrei capire il perché, la motivazione di questo gesto, e magari consigliargli di ascoltare un po' di musica pianistica, così magari il cuore gli si ingentilirebbe. Torniamo a Marostica per un'altra buona notizia, l'annuncio proprio oggi ai nostri microfoni. Nel 2028 potrebbe esserci la Dunata Triveneta degli Alpini. Ci siamo anche noi iscritti per la partecipazione di avere qui a Marostica, nella nostra città, la Dunata del terzo raggruppamento nel 2028. Nella settimana della Triveneta di Conegliano viene ufficializzata la candidatura di Marostica per ospitare il raduno del terzo raggruppamento nel 2028. Una notizia di grande rilievo per il mondo delle penne nere e non solo, visto l'indotto che una Triveneta può portare per il territorio. Il raduno manca dalla cittadina murata addirittura dal 1971 e la concorrenza per il 2028 pare essere agguerrita. Non sarà facile perché ci sono altre 2 importanti sezioni che si sono iscritte, che si sono candidate. Però diremo che io sono del parere che le grandi sezioni dove ci sono delle città che possono accogliere anche le adunate nazionali, facciano le adunate nazionali e lasciano a noi piccole e medie sezioni, diremo di fare almeno la adunata del terzo raggruppamento. Gli alpini di Marostica non si spaventano di certo di fronte alla prospettiva di una gara a 3 e mettono sul piatto una storia gloriosa che passa anche dalla medaglia d'oro del tenente Cecchin che dà il nome alla sezione. Una storia che si lega a doppio filo con quella del territorio, dalla cittadina murata fino alle montagne nelle quali fu forgiato il mito degli alpini. Nel 2028 avremo la possibilità di andare a inaugurare anche il nuovo rifugio Cecchin, dove abbiamo già avuto, diremo, l'approvazione da parte del comune di Asiago, dei 7 comuni, per quello che è l'approvazione del progetto e anche per la convenzione. La sfida è lanciata e dentro pochi mesi si saprà se il progetto di Marostica verrà premiato. Nel frattempo gli alpini si preparano alla Dunata di Conegliano con il solito spirito. Conegliano innanzitutto è una sezione che è molto importante anche perché
abbiamo avuto la possibilità di incontrarci nei vari incontri ultimamente, anche per avere la conoscenza di questa organizzazione, e mi sembra che veramente si stanno dando da fare, e che sicuramente quando organizzano gli alpini è sempre un successo. E lo vedremo questo successo domenica in diretta dalle 7:30 su Rete Veneta. La Dunata Triveneta di Conegliano sarà sicuramente una festa di popolo, come è già festa di popolo la festa di Sant'Antonio a Padova, con migliaia di pellegrini che stanno arrivando in Basilica da tutto il mondo. Siamo venuti per intercedere verso una persona che non sta bene in salute, che è una malattia molto importante, quindi abbiamo chiesto l'intervento del Santo, che sicuramente ci farà la grazia. Tanti hanno un'intenzione nel cuore, tanti entrano solo per salutare Sant'Antonio, un amico. Il 13 giugno, festa del Santo, ormai alle porte, sono tanti i fedeli e devoti che tornano in Basilica o vi entrano per la prima volta. ¿Del México? Desde México estoy aquí y es muy emotivo estar en esta iglesia, nunca había venido. Amo a San Antonio. È a Padova per la prima volta questa signora messicana. Al santo ha affidato la salute della sua famiglia, la nipotina, i figli. Nel gesto del pellegrino, la mano sulla tomba di Sant'Antonio, tutta la fede di donne e uomini che a lui si rivolgono. Una devozione che vi racconteremo ancora una volta in diretta dalle 5:30 del mattino e poi fino al tramonto su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Ancora una volta insieme potremo ascoltare il 13 giugno la voce dei frati del Santo, la voce dei devoti. In diretta, dopo la solenne celebrazione delle 17, vivremo poi la processione del Santo lungo le vie della città. Tanti tornano qui ogni anno, qualcuno arriva anche da Lisbona, in Portogallo, dove Sant'Antonio nacque. Lisbona, sì. Vengo da Lisbona, avevo un grande desiderio di venire in questa basilica. Estou aqui, venho de Lisboa de moto e venho conhecer a Basílica. Sri Lanka. Sri Lanka. Grande la devozione al santo. Sì, sempre venire, bravo questa. Da quant'è in Italia? 18 anni. E ogni anno viene qui a Sant'Antonio? Sì, sempre venire. E allora venerdì in diretta vi aspettiamo, se volete, fin da prima dell'alba, 5:30, per seguire in diretta tutte le Sante Messe, la prima alle ore 6, alle 5:30 l'apertura delle porte della Basilica, e poi via via tutte le celebrazioni, le voci dei pellegrini, gli ospiti del nostro salottino con Ferdinando Avarino, grande schieramento di giornalisti e di tecnici per proporvi questo evento, fino alla chiusura alle 22:30, la chiusura della Basilica, quindi non mancate di seguire anche da casa, per chi non potrà muoversi, questa importante ricorrenza. Torniamo a cose molto più terrene. A Rossano Veneto tiene banco la polemica sui parcheggi fuori regola del vice sindaco. Dallo scritto al parlato il passo è breve. Dopo aver pubblicato sui social le foto della vettura del vice sindaco Paolo Trentin parcheggiata in modo irregolare in un paio di occasioni, la minoranza consigliare di Rossano Veneto, per bocca dell'ex prima cittadina Morena Martini, rincara la dose. Non si fa mai, nessuno lo deve fare, ma a maggior ragione un rappresentante delle istituzioni. E poi ci stupiamo della reazione dell'assessore vice sindaco alla sicurezza trentina, che è più preoccupato per la sua immagine pubblica che non per il reato che ha commesso. Reato che non è da imputare solo in quelle due occasioni, ma che per quanto riguarda le strisce pedonali sembra essere anche reiterato, cioè non era la prima volta. Del reato, o meglio della violazione al codice della strada, Trentin fa sapere di essere consapevole e non nasconde la colpa. Se questo è il livello della politica, ha aggiunto con sarcasmo, siamo messi proprio bene. Concordo con Trentin quando dice che la politica a Rossano è caduta in basso. Sì, è caduta in basso da quando loro sono al governo, che se ne rendano conto, che abbiano anche la decenza di prendere posizione e di dimettersi. Come può un assessore alla sicurezza andare a parlare di rispetto delle regole quando lui per primo disattende alle regole? Non c'è nessuna giustificazione. Vergogna. Ci spostiamo a Cassola, dove da dicembre ad oggi sono stati pizzicati ben 5 furbetti dei rifiuti, gli ultimi 2 in pochi giorni.
Si è preso una multa di 320 euro un 39enne residente nel Bassanese che ha scaricato dalla sua auto 2 sacchi di immondizia di vario tipo nel parcheggio del cimitero di San Zeno di Cassola. Proprio lì, vicino ai contenitori per la raccolta degli indumenti usati e dell'olio esausto, era attiva una delle videotrappole installate dal comune in convenzione con Etra. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, appena conclusa la giornata ecologica. Martedì, nello stesso punto, è stata individuata e multata anche una donna di Cassola, ripresa mentre scaricava spazzatura dalla sua automobile. Il comune, che sta valutando l'inasprimento delle sanzioni, conferma che continuerà l'uso delle videotrappole mobili. Nella zona collinare tra Crosara e Pradipaldo sono in arrivo lavori di asfaltatura. Il cantiere resterà aperto fino al prossimo 20 giugno. È partita l'opera di asfaltatura lungo via Erta, strada di collegamento a est-ovest in zona collinare del comune di Marostica tra i territori di Crosara e Pradipaldo. Qui per tutta la durata dei lavori sono istituiti dei divieti di circolazione e di sosta per esigenze di carattere tecnico. È un tratto di strada importante in quanto passa anche il pulmino scolastico. Siamo riusciti a appaltare i lavori che sono iniziati oggi, un importo lavori di 100.000 euro circa, che prevedono l'asfaltatura del tratto di 1 chilometro, la sistemazione della rete scolare e la realizzazione di alcune piazzole di interscambio. Queste piazzole, che saranno realizzate dove la larghezza della strada lo permetterà, sono necessarie per garantire una maggiore sicurezza ai veicoli. Fino al 20 giugno il transito sarà permesso solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. I carabinieri di Cittadella hanno denunciato 3 baby rapinatrici che avevano messo in atto una vera e propria spedizione punitiva contro una minorenne per questioni di cuore. Era stata curata dolorante dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, da dove era stata dimessa con una prognosi di 8 giorni, la giovanissima vittima di una vera e propria spedizione punitiva trasformatasi in rapina. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio. La giovanissima partecipa come migliaia di persone alla perishow ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Qui viene individuata da 3 ragazze, identificate dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno messo a punto un piano per vendicarsi della vittima ritenuta una rivale in amore. Dopo averla circondata e isolata, le 3 hanno dapprima iniziato a offenderla per poi cominciare a picchiarla con calci e pugni, afferrandola per i capelli e strattonandola, facendola cadere a terra, dove le hanno anche rubato il telefono cellulare e la borsetta con all'interno del denaro. Dopo essere stata medicata, la giovanissima ha presentato denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova e dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno permesso ai carabinieri di individuare le 3 bulle, tutte residenti in provincia di Padova. Si tratta di una 19enne e di 2 giovani minorenni che sono state denunciate per rapina aggravata in concorso. Importante notizia che riguarda la viabilità dell'Alta Padovana, un tratto della statale del Santo, la numero 307, quella vecchia, intendiamoci, tra Loreggia e Campo San Piero sarà chiusa per lavori sul Ponte delle Galle dal lunedì 16 giugno fino al 19 marzo. L'intervento sarà eseguito da Veneto Strade. Sul posto è previsto un piano di deviazioni studiato assieme alla Polizia della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, deviazioni che toccheranno principalmente la nuova statale del Santo, la 308, nello stesso tratto. Non pagava le tasse da 8 anni un'azienda metalmeccanica di Campo San Martino controllata dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto un giro di denaro sequestrando beni per 190.000 euro, denunciati i titolari, marito e moglie, che vivono in Romania. È nata da un controllo in un'azienda metalmeccanica di Campo San Martino partito un anno fa, l'operazione che ha portato la Guardia di Finanza di Cittadella alla denuncia di 2 coniugi romeni, titolari di 2 società dell'Alta Padovana, e al sequestro preventivo di beni per oltre 190.000 euro. Dall'esame dei registri contabili dell'azienda del marito è emerso che l'imprenditore non pagava le tasse da circa 8 anni, un'evasione da 1.200.000 euro, fondi che venivano distratti verso la società
società amministrata dalla moglie e reimpiegati nel pagamento di compensi a favore dei due coniugi. Da qui l'indagine certosina che ha permesso ai militari di sequestrare il denaro presente nei conti correnti bancari degli imprenditori, 2 appartamenti a Curtarolo dove venivano alloggiati operai metalmeccanici romeni impiegati nelle 2 aziende e, grazie alla collaborazione di Eurojust, a numerosi terreni in Romania di proprietà dei 2 coniugi. Per entrambi è scattata la denuncia per i reati di evasione fiscale, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, per i quali si rischia una pena fino a 8 anni di reclusione. Alle 21:15 circa l'appuntamento consueto con il nostro direttore Luigi Bacialli per Focus, con ospiti oggi Monica Coin, Fabio Crea, Marco Dolfin, Alberto Ferri, Paolo Galeano, Fosca Moro, Annalisa Nalin e Nadia Zanchin. Ed è tutto anche per oggi, per questa edizione di TG Bassano. Dopo la sigla le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.